Sabato 9 aprile al Pala Olimpia di Verona si è giocato un importante match di A2 femminile tra il Verona Volley e l'Icos Crema. Il presidente del club veronese fa il punto della situazione. Ad oggi siamo alla vigilia della terzultima partita di campionato, la nostra penultima casalinga, dove andiamo ad affrontare Icos Crema, una partita per noi fondamentale in quanto ad oggi ci troviamo purtroppo all'ultimo posto in classifica a pari punti con Forlì. Però a 18 punti entrambe le squadre, ma a differenza 7 Forlì è superiore a noi, quindi noi dobbiamo fare l'impossibile anche oggi per portare a casa un risultato utile, possibilmente da 3 punti, sperare che Forlì nelle prossime 2 trasferte non faccia punti e dopo andare a Brindisi per raccogliere i più punti possibili e giocarci tutto con Chieri all'ultima di campionato. Con quale stato d'animo la squadra affronta la gara? Questa settimana abbiamo programmato al meglio la partita senza tener conto del nostro capitano, che speriamo di riaverlo tra noi per l'ultima in casa contro Chieri, e quindi siamo pronti ad affrontare questa partita per noi difficile contro una Crema che è vero che è già salva, è vero che non può arrivare ai playoff, però tra le file Frattoni, il nostro ex capitano e soprattutto Togut, quindi giocatrici che fanno sempre la differenza. E proprio alla Togut, ex nazionale, chiediamo com'è stato il rientro dopo la maternità. Quest'anno ho ripreso dopo la maternità, è sicuramente un campionato che non avevo mai fatto, che però è abbastanza duro, nel senso che ci sono squadre tutte più o meno sullo stesso livello, quindi ogni domenica è una sfida. Sicuramente con la squadra puntiamo a finire vincendo le ultime gare che ci rimangono. Una sfida vinta dal Crema per 3-0 grazie al fondamentale apporto della Togut, top scorer del match. Le veronesi di Ettore Guidetti, prive del capitano Crepaldi, hanno mostrato per tutta la gara scarsa incisività in prima linea. Non sono bastati i punti a muro in attacco della centrale Stacchiotti per impensierire una squadra dalle forti individualità, come la Togut, il libero Molinengo e la centrale Luciani. Nella terza frazione, un timido risveglio della Castiglione e della Sciopova ha fatto sperare di conquistare almeno un set, ma i troppi errori hanno condannato le giallo-blu a una netta sconfitta. La Sciopova risponde ad alcune nostre domande sulla partita appena disputata. Con una partita dove avevate di fronte dei personaggi come la Togut che hanno fatto la differenza dalla prima linea e anche dalla seconda, un po' è mancata la vostra prima linea in fondo, perché tutto sommato la ricezione è andata abbastanza bene. Sì, sono d'accordo che non abbiamo messo le palloni, quelli che dovevamo mettere, prima linea è mancata oggi. Togut sì, è veramente bravo, è già stato messo in difficoltà la nostra squadra. Ecco, c'è stata anche una Castiglione che si è svegliata e ha cominciato grintosamente a buttare giù delle palle importanti, però non è stato facile poi. Ma comunque quando giochi da sola non è facile, e se metteva solo lei i palloni mancavano un'altra persona che poteva mettere giù i palloni. Continuerete a lottare fino alla fine del campionato? Certo, continueremo e dobbiamo fare questi punti per vincere e per salvarsi. A 2 giornate dal termine del campionato, l'allenatore continua a credere nella salvezza. I campionati di A2 ormai per me è il 12°, sono dei campionati che si decidono all'ultimo pallone che cade nell'ultimo set dell'ultima partita, per cui assolutamente non è il caso di fare drammi o meno, valutiamo con serietà la nostra prestazione, ci lavoreremo sopra in settimana e abbiamo 2 partite in cui dobbiamo dire la nostra. Vi sono grandi novità in casa Verona Volley. Infatti recentemente è stata avviata un'importante operazione societaria. Qualche giorno fa abbiamo presentato questa unione con la società di Verona Volley Antares e dal 1° luglio 2011 saremo ufficialmente Verona Antares Volley. È un'operazione che porterà a un consolidamento. A me piace sempre paragonare Verona Volley a un iceberg. Un progetto scuola alla base, un progetto giovanile che lo sviluppa, e la punta di quest'iceberg, che a volte è solo quello che si vede ma non è la cosa più importante, è la serie A2. Sicuramente tutto questo verrà continuato e verrà ulteriormente incentivato. Le squadre veronesi sono molto seguite grazie alla rubrica Tutto Volley Verona di Radio RCS.
Ma direi che è una stagione veramente fortunata, è il quinto anno che la nostra trasmissione Tutto Volley Verona su Radio RCS sta dando gonfie vele. Seguiamo Marmilanza con una telecronaca, una radiocronaca, visto che parliamo di radio, la domenica pomeriggio. Stiamo seguendo Verona Volley, oggi ahimè non è andata benissimo, e soprattutto siamo collegati con 20 palazzetti ogni sabato sera, partendo dal campionato di Serie A arrivando alla Serie D. Se permetti voglio dire un'altra cosa, abbiamo ogni sabato sera ospiti importanti che fanno parte del panorama della pallavolo nazionale. Non so, un nome che mi viene in mente può essere Barbolini o anche l'allenatore della nazionale maschile Berruto. Il presidente della FIPAV di Verona traccia un bilancio di un anno di volley. Ma il bilancio è ottimo perché stiamo concludendo l'annata e l'abbiamo iniziata con un mondiale, 25, 26, 27 settembre, un mondiale che ha dato grossi risultati economici, di pubblico. La FIVB ci ha riconosciuto come la miglior città delle 10 città del Mondiale d'Italia per quanto riguarda il livello organizzativo, per quanto riguarda tutto quello che è stato fatto, quindi noi siamo felicissimi. Abbiamo concluso l'annata, i 365 giorni, li chiamiamo così, dal 23 gennaio 2010 al 23 gennaio 2011, partendo con lo Star Game femminile, un mondiale in mezzo, abbiamo concluso con la Final Four di Coppa Italia maschile, quindi in pratica 365 giorni di grandi eventi, di grande pallavolo, quindi per noi è stato un anno veramente forse il top. Adesso noi abbiamo la nostra normale attività che sta andando benissimo, con campionati sempre più squadre, con società che si stanno sempre affermando di più. Abbiamo due realtà in Serie A, quella della Marmilanza che giocherà appunto i playoff, questa Verona Volley femminile che si chiamerà Verona Antares Volley, che speriamo appunto rimanga in Serie A2, così per avere due eccellenze grosse, quindi insomma siamo completamente soddisfatti. Verona ha in serbo nuovi eventi importanti per gli appassionati. Il Mondiale 2014 femminile che è in Italia, noi siamo già candidati. Avendo riscosso questo grosso successo ci auguriamo di essere ancora tra le città che ospita il Mondiale. Faremo dal 2 all'11 agosto un ritiro della nazionale femminile qui a Verona, con due amichevoli probabilmente con la Turchia, una a Verona, una a San Bonifacio al Pallaferroli. Siamo nelle prime trattative, comunque ormai questo è il progetto, speriamo di portarlo a termine. Comunque il ritiro si farà, le due amichevoli si faranno, se la facciamo qua o la facciamo a San Bonifacio è questo l'unico gap, che saranno il 5 e 6 agosto, proprio prima delle ferie, quindi questo è il primo progetto. Poi c'è un progetto nuovo per quanto riguarda il mini volley, con una nuova commissione gara che è appena stata creata, che sta facendo veramente un lavoro ottimo per proporlo alle società. Concluderemo la nostra stagione comunque il 28 e 29 maggio a Sport Expo, che è la quinta edizione, una manifestazione dove vede l'anno scorso erano 32.000 presenze, dove la pallavolo la fa da gigante con 2.000 bambini iscritti.